Ogni 100 abitanti a nord-est 2 sono armati. A dirlo è il Ministero dell'Interno. I numeri più recenti relativi al 2015 e riguardanti porti per uso sportivo, venatorio o di autodifesa registrano infatti un tasso percentuale di 1,93 in Veneto, dove in termini assoluti le licenze sono 94.950. Un fenomeno in aumento, se è vero che negli ultimi anni le iscrizioni ai poligoni di tiro sono aumentate del 30% nel territorio veneto, regione che non a caso si colloca nella parte alta della classifica nazionale. Padova ricalca il dato veneto: anche in città le richieste per avere una pistola o un fucile sono aumentate. Lo conferma anche Massimo Bitonci, candidato sindaco, assiduo frequentatore del poligono di tiro cittadino. La legittima difesa è uno dei temi caldi di questa campagna elettorale. Bitonci, che ha il porto d'armi, comprende chi decide di armarsi ed è sempre stato dalla parte di Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola, che sparò e uccise un ladro che aveva sorpreso a rubare nel suo negozio. Io che frequento anche il poligono di tiro di Padova, è estremamente chiaro, parlando anche col Presidente, che nel corso degli ultimi 2 anni c'è stato un netto incremento di persone che vanno ai poligoni di tiro, perché io penso che se uno ha un'arma debba soprattutto saperla usare. Queste bande di delinquenti che non hanno paura di nessuno sono in giro per il nostro territorio. Infatti proprio per quello anche noi come Lega Nord l'altro giorno abbiamo lanciato questo slogan senza paura, perché non bisogna aver paura, non bisogna cambiare i propri usi, le cose consuetudini, il nostro modo di fare, bisogna continuare a vivere uscendo anche di casa, certo difendendosi. Il PD in più di un'occasione ha attaccato la Lega dicendo che il Carroccio vuole trasformare il territorio veneto in una sorta di Far West. Ma sulla sicurezza non si scherza e allora anche Sergio Giordani non usa mezzi termini per affrontare la questione. La sicurezza non c'è, non è stata fatta. Beh, forse cominciano adesso, l'intenzione adesso, perché finora non c'è stata, da quello che dicono i cittadini. L'insicurezza è totale. Io mi prenderò la responsabilità direttamente, non per fare lo sceriffo come dice qualcuno, ma io sarò responsabile della sicurezza dei cittadini.